Secondo tentativo per questo centrale, vediamo se questa sarà la volta buona. Favorito Aramis e K con Massimiliano Castaldo. Ricordiamo che al comando della classifica c'è Vincenzo Piscoglio dall'Annunziata, inseguito da Maurizio Cheli, da Manuel Pistone e da Francesco Pettinari. Si va in partenza per questa terza corsa, il centrale, premio Icpo Group Cesenate. Rileggiamo il campo partenti al volo: 1 Stecca Dimar, 2-0 Gravity, 3 Zoschetual, 4 Tosetta Spritz, 5 Vaimo Blessed, 7 Zaccheo del Ronco, 8 Aramis e K, 9 Umberto Axe. Autostart che ha già preso velocità entrando in dirittura. Parte piano a Stecca Dimar e si parte con la velocità da parte di Zero Gravity. Al largo c'è Vaimo Blessed, cerca di ripiegare invece Tosetta Spritz che trova posto lungo i birilli. Avanti ad Stecca Dimar, allo galoppa Zero Gravity che lascia così all'avanguardia Vaimo Blessed che è in vantaggio nei confronti di Tosetta Spritz. Di fuori scoperto Umberto Axe, lungo la corda c'è Stecca Dimar, poi Aramis e K. Alla retroguardia Zaccheo del Ronco. 14 la spesa iniziale per andare al comando per Manuel Pistone che si è portato il proprio pupillo al comando. 28,7 i primi 4. Vaimo Blessed in vantaggio. A destra c'è Umberto Axe, lungo la corda Tosetta Spritz, in seconda pariglia esterna Aramis e K che si trascina Zaccheo del Ronco. Resta terzo lungo i birilli a Stecca Dimar. Davanti alle tribune 43,5, 43,7 per i primi 600. In difficoltà Tosetta Spritz che perde contatto, rimane al largo Umberto Axe. Aramis e K che cerca di mantenere il contatto. 29,4 questi 400 metri, 58,1 la metà gara. Vaimo Blessed continua a viaggiare baldanzoso al comando. Umberto Axe parcheggia secondo, Aramis e K lo fa in terza posizione avanti a Zaccheo del Ronco, quindi a Stecca Dimar fila indiana perché il chilometro in 1:12,9 li ha messi tutti in riga. Vaimo Blessed è in vantaggio a 450 dalla conclusione, cerca l'allungo con la dritta di là passata in 14,1. C'è sempre Umberto Axe sulle sue tracce, poi Aramis e K in difficoltà, cerca di venire a fare l'arrivo Zaccheo del Ronco, si avvicina Umberto Axe a Vaimo Blessed che ha cercato la fuga a palo lontano e ora deve stringere i denti gli ultimi 200 metri. 15 per la curva, in vantaggio Vaimo Blessed ma è preda di Umberto Axe che sta passando nei confronti di Vaimo. Di dentro Aramis e K, in vantaggio Umberto Axe, Francesco Pettinari che portano a casa il successo e il secondo posto in classifica nei confronti di Aramis e K. Poi a Stecca Dimar, Zaccheo del Ronco e uno stanco Vaimo Blessed. 29,7 la chiusa, 12,9 il ragguaglio cronometrico da buon passista. Se c'è 12,9 il primo chilometro, lui fa 12,9 1.600. Romolo Sani che allena il portacolore di Michele Girardi, successo di Francesco Pettinari che esulta e congratula con Umberto Axe, porta a casa il successo. La vittoria del figlio di Loviu che centra così il secondo successo per il primo successo in serata per Francesco Pettinari che aveva già 10 punti, si porta a 20 ed è secondo alle spalle di VP dell'Annunziata che chiude a 23, vincitore di questa serata del Super Frustino.